Sportivi siciliani, ben ritrovati con una nuova puntata di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, come al solito in diretta a partire dalle 18:30 sul canale 78 di Gold 78, siamo anche in diretta streaming sulla pagina Ettore Tortorici. Come al solito raccontiamo il calcio dilettantistico e per iniziare una bellissima notizia, soprattutto per gli amici di Licata, che con questa vittoria fuori casa oggi hanno raggiunto matematicamente il campionato di Serie D che disputeranno la prossima stagione. Vado subito a salutare naturalmente i nostri due ospiti, iniziamo con il primo, l'allenatore Marco Coppa. Ciao Marco, ben trovato. Ciao Ettore, ciao a tutti. Come stai? Bene, grazie. Riposato anche troppo. Un po' il calcio ti manca, eh? No, ma certo che mi manca. Ci mancherebbe. Guai se non fosse così, eh? Sarei assolutamente un bugiardo. Bene, contentissimo di questa bella domenica e sicuramente il nostro prossimo ospite, perché il nostro ospite che tra qualche istante vado a svelare, oggi con una vittoria sonante 4-1 contro l'FC Motta, sta assaporando potenzialmente il campionato di eccellenza per la prossima stagione. Parliamo del presidente dell'Aci Catena, Gaetano Giannetto, che saluto con tanto piacere. Ciao tutti, Gaetano, Ettore, sei contento ma con i piedi per terra? Sì, ancora mancano 3 giornate, non andiamo vittoria facilmente perché... Però oggi una partita netta nel risultato, una partita che a questo punto un po' spiana la strada, però bisogna essere onesti. Sì, sicuramente sì, però ancora 2 partite, il calcio ci insegna praticamente che può succedere tutto e tutto il contrario di tutto. Tutto il contrario di tutto, è vero, bisogna essere sempre molto fiduciosi, ma nello stesso tempo coscienti che si è portata in mano con un risultato importantissimo, quale potrebbe essere giustamente una promozione nel campionato successivo. Iniziamo subito perché abbiamo tante cose da raccontare in questa domenica sportiva dilettantistica siciliana e lo facciamo naturalmente con i risultati del campionato di Serie D. Oggi si è giocata l'11ª giornata di ritorno, questi risultati: Locri batte Aciriale 3-1, Palmese Bari 0-0, Cittanovese batte Gela 6-1, Marsala batte Città di Messina 2-0, Portici Messina 2-2, Igea Virtus Roccella 0-0, Troina Rotonda è stata rinviata al 3 aprile, pareggio tra Nocerina e San Cataldese 3-3 ed infine Castrovillari e Turris in casa, in Calabra, la squadra seconda in classifica porta a casa appunto in questo caso soltanto un punto. Diamo lettura anche di questa classifica che vede come al solito ancora una volta il Bari svettare sempre di più, ormai è diventato un tormentone, prima va via da questo campionato il Bari e prima saranno tutti contenti. Sentiremo tra l'altro anche i nostri ospiti cosa ne pensano di questo caro armato Bari. Bari in testa con 66 punti, con 55 la Turris, 46 per il Marsala, 41 per Cittanovese insieme a Portici ed Aciriale, 40 per il Gela, 38 per il Castrovillari, 37 punti per Palmese e Nocerina, 36 per il Troina, 33 per il Messina, 30 punti per Locri e Roccella, 28 per Città di Messina e San Cataldese, 23 punti per il Rotonda ed infine 20 punti per l'Igea Virtus. Ne approfitto subito per dare lettura anche del prossimo tabellino, si giocherà naturalmente domenica prossima, domenica 31 di marzo, questi gli incontri della 12ª giornata di ritorno. Si giocherà Marsala Castrovillari, Cittanovese Città di Messina, Bari Gela, Aciriale Gea Virtus, Turris Locri, Rotonda Nocerina, Messina Palmese ed infine San Cataldese Portici, chiude Roccella Troina. Allora voglio anche un po' sentire i nostri ospiti proprio su questo incredibile campionato del Bari, un po' scontato, però è anche vero che insomma poi i campionati bisogna vincerli giocandoli e loro li hanno giocati sicuramente alla grande tutte le partite. Che ne pensi Marco? No, certo, come dici tu, comunque i campionati, a prescindere dal fatto che tu ti possa chiamare Bari e possa avere un organico importante come quello che è il Bari, bisogna comunque scendere in campo e vincere le partite. Però prima che iniziasse il campionato diciamo che era un po' scritto su tutti i muri che il Bari fosse quasi certamente la promossa di questo campionato. Ha un po' spiazzato anche i progetti probabilmente di molte squadre, comprese le siciliane. Ma assolutamente sì, perché non poteva competere nessun'altra società, soprattutto sotto il profilo economico, insieme al Bari. Poi non sempre vince la squadra che spende di più, però è pure vero che nella maggior parte dei casi è così, chi spende di più ha la possibilità di comprare i giocatori migliori e di conseguenza
mettere in campo naturalmente forze diverse rispetto agli altri. No? Chiaro. Presidente Giannetto, il Bari ha dimostrato con una straordinaria organizzazione che insomma i campionati si vincono anche con queste capacità organizzative all'interno di un gruppo. Lì ad Aci Catena state lavorando su questo già da qualche anno e i risultati arrivano, quindi è vero, più organizzazione, più successi. L'organizzazione è a base di qualsiasi cosa, qualsiasi lavoro tu fai, se non hai organizzazione non riesci mai a riuscire nel tuo intento, e questo è l'esempio lampante del Bari, a prescindere che ha uno squadrone, un investimento importante, una città al seguito importantissima, per forza di cose doveva essere lì a vincere il campionato e ha disturbato un po' i piani di qualche altra squadra che ha investito. Il Marsala su tutti, che è un po' stato anche la sorpresa, e la Turris, vabbè, che è seconda in classifica, ma questo Marsala in questo momento è la squadra siciliana più alta in classifica. Ma anche la Cireale, perdonami, sta facendo un ottimo campionato. Ha pagato un po' la parte iniziale della stagione, sì, infatti. Adesso si è un po' ripresa ed occupa una buona posizione anche in vista di questi playoff che sulla carta abbiamo detto da sempre sono un po' inutili secondo me. Sì, veramente questa è una regola che non ha senso, sinceramente, è una regola nella regola che non ha senso, perché praticamente fare i playoff per non avere risultato non dispendio di energie economiche. E anche economiche è la cosa più importante, perché poi andare a fare altre partite fuori per una società magari sono esborsi considerevoli. Marco, ma a questo punto questo Marsala che ci ha un po' sorpreso potrebbe avere un seguito anche per la prossima stagione, Che ne pensi? No, io me lo auguro, ma me lo auguro per tutte le squadre siciliane. Infatti mi dispiacerebbe nel caso in cui l'Igea Virtus non riuscisse più ad agganciare il treno play-out nella speranza di salvarsi, perché comunque più squadre abbiamo nel nostro territorio, nella nostra regione, meglio è per tutti. Certo, no? certo. Beh, adesso dall'eccellenza siciliana, insomma, almeno 2 sono sicure che dovrebbero raggiungere la Serie D, però chiaramente, insomma, il cammino per le siciliane è sempre molto difficile nei campionati quasi professionistici, perché ormai la Serie D la chiamiamo dilettanti, ma di dilettanti a poco. C'è veramente poco, perché infatti. Se si pensa soltanto appunto agli investimenti da parte di un presidente di una società per affrontare un campionato di Serie D, veramente c'è poco di dilettantismo, perché solo di trasferte, se facessimo il conto, sono veramente tanti soldi. Tanti soldi, e anche con la prospettiva dei playoff che insomma lascia il tempo che trova, proprio la speranza di poi raggiungere la Serie D attraverso la vittoria dei playoff. Se ci fosse la certezza di un eventuale ripescaggio con la vittoria dei playoff, ma ripeto, con la certezza, allora potrebbe avere anche tutto questo un senso. È vero. Chi potrebbe tentare di arrivare in Serie D anche attraverso la vittoria della Coppa Italia Nazionale di Eccellenza è il Casarano, è il Canicattì, che è tornato da Casarano con un pareggio importantissimo 1-1 in terra pugliese, che potrebbe sulla carta spalancare alla squadra di Terranova la semifinale nazionale. Guardiamoci il servizio, poi insomma avremo modo di parlare anche con i nostri ospiti di questa bella impresa della squadra Canicattì. Decide il finale. Negli ultimi battiti del primo tempo gli ospiti passano in vantaggio con Caronia, sognando una vittoria che sarebbe valsa come un'ipoteca sul passaggio del turno a pochi minuti dalla conclusione della ripresa, e invece a Godirin a irrompere su un cross di Palma e firmare l'1-1 che rimanda tutto di una settimana. Casarano Canicattì, andata dei quarti di finale della Coppa Italia Dilettanti, si chiude in parità. Dal Capozza i siciliani rientrano soddisfatti, forti del pareggio esterno, mentre i salentini respirano il rammarico per una vittoria che ai punti avrebbero anche meritato. Warm-up, De Candia nel Casarano fa rifiatare Di Rito e Bonasia affidandosi ad Agodirin, Mincica e Caputo in avanti. Primo tempo soporifero, ci provano solo Giglio e Mincica fino al terzo di recupero, quando Caronia è più veloce di tutti su un rinvio lungo a beffare Giuliano e portare in vantaggio i siciliani. Nel secondo tempo il Casarano riparte rabbioso, Rescio su cross di Agodirin, palla alta, Mincica guadagna un rigore, ma il gioco è fermo per offside di Caputo. All'ora di gioco triplo cambio per De Candia, che si affida a Cappilli, Di Rito e Lobianizze. Di Rito ci prova con una gran volée di destro, la palla si spegne sul fondo di poco, palma per Morleo e la carta dell'ultimo quarto d'ora. A Godirin la palla buona per pareggiare, ma di testa su invito di Mincica manda alto, si rifarà poco dopo. Minuto 84, Palma lavora una palla in corsia, cross al centro e trova il numero 9 pronto al tap-in. Sulla spinta del Capozza il Casarano cerca il sorpasso, ma il colpo di testa di Di Rito non fa male a Iacono. I 6 minuti di recupero
però sigillano l'1-1, ritorno il 27 marzo in Sicilia. Prima i rossoblù potrebbero però archiviare la pratica promozione. Domenica basterebbe un pareggio contro il Brindisi al Capozza per chiudere in anticipo i giochi. Vittoria importantissima dunque per la squadra di Terranova, 1-1, anzi no, vittoria, pareggio 1-1 importantissimo in prospettiva del ritorno mercoledì in casa a Canicattì. Si disputerà comunque in un campo neutro, ma soprattutto ci sarà un notevole seguito da parte dei tifosi. Gaetano, i tifosi sono fondamentali, stanno un po', secondo me, assaporando questa bella semifinale nazionale. Che ne pensi? Sicuramente sì, il calcio senza tifosi praticamente non è niente, perciò quando tu in una cittadina gli dai questa opportunità sicuramente la città si stringe. Risponderà in massa? Sicuramente sì, sicuramente io parlo diciamo da presidente di una piazza importante e ci seguono allo stadio, pensa lì che hanno degli obiettivi ancora più importanti, saranno seguiti in massa sicuramente. Certo, un dispendio di energie ma soprattutto anche un impegno economico considerevole, Marco, perché il Canicattì non ha badato a spese, come del resto anche il Licata, ha disputato un grande campionato in eccellenza e poi insomma vincendo la Coppa sta aspirando a trovare un cammino diretto verso la Serie D senza passare potenzialmente ai playoff che potrebbe già disputare tra qualche settimana. Il Canicattì è da qualche anno che spende, significa che dietro ha una struttura societaria importante che gli consente di programmare un'eventuale vittoria del campionato di eccellenza, per cui diciamo che non è più semplicemente una favola quella del Canicattì, ma è diventata certamente una grandissima realtà. D'altra parte insomma il blasone del Canicattì negli anni 60-70 era considerevole, no? No, poi ha assaporato la Serie C per molti anni. Consentimi anche poi di fare un grosso in bocca al lupo al presidente Gaetano, perché è un amico, ci conosciamo fuori dall'ambito calcistico, per cui glielo auguro, so cosa significa vincere un campionato e quindi glielo auguro. Ad Acicatena, attenzione, non dimentichiamo questa cosa. Ad Acicatena, è una piazza difficilissima. Ad Acicatena, che 8 anni fa è stata poi la mia prima esperienza in assoluto da allenatore. Mi ricordo. È stata proprio ad Acicatena, per cui mi auguro che possa tornare veramente. Grazie. Tra poco parleremo della Acicatena, perché insomma raccontare questa stagione sarà un piacere, soprattutto perché sappiamo che ad Acicatena ci seguono in tantissimi. A proposito di dirigenza, a proposito chiaramente anche di progetti importanti a Canicattì, sentiamo la voce di uno dei dirigenti, Carmelo Cilia. Ieri hanno dimostrato di essere in grado di far parte della SD Canicattì Calcio. Sicuramente merito va anche al nostro grandissimo allenatore che con tante assenze è riuscito a mettere in campo una formazione che ha dato del filo da torcere al ben blasonato Casarano. Noi siamo felicissimi. Ancora non abbiamo ottenuto niente perché al ritorno sicuramente ci aspetterà una battaglia contro una grandissima squadra, ma noi lotteremo per raggiungere il nostro obiettivo. Fare gol fuori casa non sono io che lo dico, ma è importantissimo in queste competizioni con queste regole, con le gare di andata e ritorno, quindi le gare si disputano nell'arco dei 180 minuti. Sicuramente ribadisco, far gol è stato un ottimo risultato, però le statistiche ci dicono che il Casarano è una squadra che fa tantissimi punti in trasferta. Infatti nel campionato pugliese d'eccellenza il Casarano ha fatto molti più punti in trasferta che in casa tra le mura amiche. Però dall'altra parte invece le nostre statistiche dicono che noi in casa nessuno è venuto a batterci, quindi siamo imbattuti in casa e faremo di tutto per portare a casa questa grandissima semifinale, che per noi e per la città, per i nostri splendidi tifosi è un traguardo storico, un traguardo che noi ci auspicavamo di raggiungere, che siamo ben lieti di essere arrivati fino a questo punto. Per quanto riguarda l'aspetto tecnico e l'aspetto anche fisico, sarà lo staff a decidere. Sicuramente noi contiamo sul rientro di qualche calciatore di rilievo,
però su questo ribadisco sarà il mister e lo staff a decidere. Molti di questi ragazzi che hanno avuto degli acciacchi e degli infortuni non sono andati in terra pugliese appunto per far sì che in questi 4 giorni potessero accelerare le terapie del caso e vedere di cercare di recuperare per mercoledì. Noi ci auspichiamo che qualcuno di essi rientri e speriamo di fare un'ottima partita come quella di ieri. A tal proposito non ce n'è bisogno. Speriamo e ci auspichiamo che come al solito ci sia una grandissima cornice di pubblico e come la partita degli ottavi vinca lo sport. Infatti questa è la cosa che contraddistingue questa società. Noi la cosa più importante è che sia la sportività a prevalere su tutto. Guardiamo insieme la schermata potenziale di queste finali del campionato di eccellenza Coppa Italia, con questo Casarano che pareggiando 1-1 adesso insomma rischia grosso venendo a giocare a Canicattì in ritorno. Gli altri incontri sono stati Canelli contro Calcio Caldiero ed è finita 1-1, la vittoria della Bagnolese nei confronti del Foligno 3-0 e vittoria anche del team Nuova Florida 1-0 contro il Treppini Matese. Gli incontri di ritorno si disputeranno mercoledì 27, quindi in massa, mi raccomando, cerchiamo di tifare Canicattì. Possiamo rientrare in studio e chiamare subito le schermate dei risultati per quanto riguarda il campionato di eccellenza Girone A. Oggi abbiamo debuttato dando la bella notizia della certezza matematica dell'Icata promosso in Serie D, ma guardiamo chiaramente i risultati di questa 13ª giornata. Alba Alcamo batte Mussomeli 1-0, Cus Palermo batte Sport Club Marsala 2-0, Castellammare Canicattì 0-0, Licata batte Città di Sant'Agata 2-1, Parmonval batte Mazzara 5-0, Profavara Nuova Caccomo 0-0, Geraci batte Partinica Audace 6-1, vittoria del Dattilo Noir 6-0 contro il Castelbuono. Quindi Licata primo in classifica, ha battuto tra l'altro una squadra che per tutta la stagione insomma ha disputato grandissime partite, ovvero il Città di Sant'Agata di Venuto. Classifica finale con questo Licata con 76 punti, 66 per il Canicattì, 54 per il Città di Sant'Agata, 49 Parmonval e Dattilo Noir, 43 per il Mazzara, 42 Alba Alcamo e Geraci, 37 Profavara, 35 Castellammare, 32 per Mussomeli e Cus Palermo, 26 Sport Club Marsala, 25 Nuova Caccamo, 11 punti per il Partinica Audace. Chiude la classifica il Castelbuono con 6 punti. Sia il Castelbuono che il Partinica Audace sono già matematicamente nel campionato di promozione la prossima stagione. Guardiamo a questo punto anche il prossimo turno, si giocherà naturalmente domenica prossima, 31 marzo, Cus Palermo Castellammare, Mazzara Città di Sant'Agata, Partinica Audace Dattilo Noir, Canicattì Geraci, Profavara Licata, Castelbuono Mussomeli, Alba Alcamo Parmonval e chiude Nuova Caccomo Sport Club Marsala. Allora, possono già partire alcune immagini del Licata, iniziamo subito a parlare di questa stagione. Marco, che ne pensi? Grande successo per la squadra che ritorna in pompa magna in Serie D ed ennesimo attestato di grande stima nei confronti di un Campanella che ritorna a vincere un altro ennesimo campionato. Assolutamente sì, voglio dire, complimenti ancora al mister Campanella perché non so quanti sono a questo punto i campionati vinti dal Io ho perso il conto. però probabilmente veramente uno degli allenatori più vincenti in Sicilia. E poi Licata è una piazza che inevitabilmente non meritava di stare in un palcoscenico come quello dell'eccellenza. È vero. Quando vediamo quello stadio assolutamente gremito, poi soprattutto quando hanno giocato contro il Canicattì. Claudio Cammarata parlava quasi certe volte anche di un pienone di oltre 4.000 paganti, quindi vuol dire che c'è un grande seguito, C'è un grande seguito, come non c'è in altre piazze che comunque hanno vissuto passati gloriosi come Licata. Invece a Licata sono riusciti comunque a
a mantenere una fede che va avanti veramente da sempre, a prescindere dalla categoria. Chiaro, chiaro, chiaro. Presidente Giannetto, questo Licata ha sicuramente disputato una grandissima stagione, onore comunque al Canicattì e alla città di Sant'Agata che sino all'ultimo hanno cercato di tarpare le ali a questo uccello che è volato altissimo quest'anno in classifica, perché io credo che comunque oltre al gioco c'è stata dietro una grandissima organizzazione da parte della squadra agrigentina. Ma già il Licata, quando si affida a un mister navigato come Campanella, già te la dice lunga sul risultato finale che vuole ottenere. È una garanzia, in questi campionati fa la differenza, un mister come Campanella fa la differenza. Dispiace anche per le altre società sicuramente che hanno battagliato fino all'ultimo, però un grande onore veramente va alla società del Licata che ha investito principalmente nell'uomo Campanella e ha preso i risultati. Ha investito su Campanella, però Presidente, tu che sei un Presidente, adesso bisogna buttare le basi giuste per la prossima stagione, perché la Serie D, lo sanno tutti, è un altro mondo. Io la prima cosa che farei, poco fa ne parlavo con Marco Coppa, è non smantellare mai il buon fatto dell'anno prima, perché praticamente appena tu incominci a smantellare di tutto punto la squadra, cambi allenatore, cambi 6-7 giocatori, è l'inizio secondo me della fine. Però attenzione, sono molti giocatori, qui Marco me lo può confermare, che sono un po' abituati a vincere i campionati di eccellenza, c'è un po' questa abitudine nel calcio siciliano, 2, 3, 4, 5, 6 giocatori importanti che un po' ogni stagione cambiano per andare a vincere i campionati, cioè preferiscono rimanere più in eccellenza che andarsi a fare un campionato in Serie D. Sì, è vero. È un dato di fatto, è non vero, sto dicendo bugie. No, assolutamente, è verissimo e dipende un po' anche dall'età anagrafica di questi ragazzi che poi non guardano più la categoria ma guardano di più l'aspetto economico, no? Il profitto che possono andare ancora a recuperare, visto che sono probabilmente gli ultimi anni che potranno ancora giocare. Ma ne approfittano e cavalcano l'onda vincente. Quando si parla di non smantellare, ovviamente si intende di mantenere una certa ossatura, sì, ma non si può neanche pensare, immaginare di tenere tutti, perché una delle poche verità del calcio è che ogni categoria deve avere i suoi giocatori, questo è un'assoluta verità. Anche perché la Serie D, sappiamo tutti, è già quasi una mezza porta di professionismo, quindi i giocatori importanti l'eccellenza non è la costano. Serie D come la Serie D non è la Lega Pro, voglio dire, si può portare avanti un progetto con dei 5, 6, 7, 8 giocatori della rosa precedente, però certamente qualcosa gente di categoria la deve mettere pure, logicamente. Gente di categoria che comunque ha un budget considerevole per la Serie D, no? Perché insomma i giocatori hanno stipendi diversi tra la Serie D e l'eccellenza. Sicuramente. Certo, a Licata i presupposti sono importanti perché quest'anno gli investimenti sono stati considerevoli, quindi pensiamo che anche la prossima stagione non vogliono buttare quello che di buono è stato fatto quest'anno. Credo assolutamente di no, poi il presidente Massimino lo conosciamo, ha una storia importante per quello che è anche la sua famiglia, no? Certo. Per cui non credo che sia andata a Licata per vincere il campionato di eccellenza e finirla lì. Sono d'accordo. Ma credo che vorrà ambire anche a qualcos'altro, non per forza subito, perché poi è pure vero che questo è un discorso che, a prescindere dalle categorie, vale dalla terza categoria alla Serie A. Oggi per la realtà che viviamo nel mondo del calcio, secondo me, oggi l'obiettivo è più quello di mantenere vive certe situazioni che non l'ambizione a tutti i costi di dover vincere. Il risultato... Parli da saggio, caro Marco. No, parlo da saggio. No, ma è la verità. Stai dicendo delle cose sante. No, parlo per l'esperienza che vivo da ormai quasi una decina d'anni, non più da calciatore, ma mi rendo conto poi bisogna andare a vedere tanti altri aspetti. Oggi secondo me il segreto è quello di tentare, il primo obiettivo è quello di mantenere vive determinate realtà. Poi il risultato dovrà venire nel momento in cui sei consolidato e quindi puoi pensare di pianificare altro. È giusto quello che dice Marco Coppa, ex allenatore del Giarre, attenzione perché tra poco parleremo anche del Giarre, la domanda è d'obbligo, ci mancherebbe, no? Iniziamo dunque a parlare del girone B, del campionato di eccellenza, diamo subito i risultati, un po' a sorpresa di questa 13ª giornata. Atletico Catania batte Camaro 2-1, Santa Croce Città di Scordia 1-1, Ionica batte Giarre 2-1,
Città di Rosolini batte Marina di Ragusa e questa sicuramente è la sorpresa della nostra domenica, 2-0 appunto contro il Marina di Ragusa, 1-1 tra Milazzo e Paternò, vittoria del Palazzolo fuori casa a Biancavilla 2-1 e vittoria fuori casa anche del Terme Vigliatore contro il Realaci per 2-1, Realaci che ormai come tutti ben sanno è già retrocesso nel campionato di eccellenza. Guardiamola questa classifica perché sarà ancora una volta importante, le prossime 2 settimane saranno importantissime perché si deciderà chiaramente la vittoria finale conclusiva per quanto riguarda questo girone B del campionato di eccellenza. In testa abbiamo sempre il Marina di Ragusa con 53 punti, 50 punti per il Palazzolo che insomma ha inanellato alcuni risultati nelle ultime 2 domeniche, compreso anche tra l'altro il recupero in settimana con l'Atletico Catania. 50 punti dunque per il Palazzolo, 49 per il Biancavilla, 43 per il Paternò, 41 per il Milazzo. Attualmente insomma si disputerebbero eventualmente i playoff con il Milazzo che andrebbe a giocare contro il Palazzolo. 38 punti per il Santa Croce e il Camaro, 37 per il Giarre, 34 per l'Atletico Catania, 32 Terme Vigliatore, 29 Città di Scordia e Catania San Pio X, 25 per la Ionica, 23 punti per il Città di Rosolini, chiude la classifica il già retrocesso Realaci con 8 punti. Il prossimo turno, guardiamolo insieme, 14ª giornata di ritorno, Giarre Atletico Catania, Terme Vigliatore Biancavilla, Palazzolo Città di Rosolini, Paternò Ionica, Santa Croce Marina di Ragusa, Catania San Pio X Realaci, Città di Scordia Milazzo. In poche parole, guardando questi incontri, le prime della classe devono assolutamente vincere perché se no si rischia poi di perdere le posizioni acquisite almeno sino a questa domenica. Iniziamo da Marco? Sì, Marco, allora che ne pensi di questa stagione? Intanto se a questo punto il Palazzolo potrebbe tentare effettivamente l'aggancio al primo posto del Marina? Certo che sì, perché con la vittoria di oggi a Biancavilla e la sconfitta del Marina di Ragusa si è riaperto il campionato. Si è riaperto il campionato perché ancora devono scontrarsi, c'è uno scontro diretto credo, sì. Credo a Ragusa, sì. E quindi se il Palazzolo dovesse vincere lo scontro diretto si metterebbero a pari punti, poi alla fine del campionato credo che ancora la regola dica che se 2 squadre arrivano a pari punti debbano poi disputare un ulteriore spareggio. Sì, c'è uno spareggio. Per cui si è riaperto veramente tutto. Anche perché... E ci piace questa cosa, no? È stato un campionato intensissimo praticamente per tutta la stagione. Assolutamente sì, è bellissimo, queste sono le cose belle del calcio, no? Prima di tornare a parlare di Marina di Ragusa e di Biancavilla ci guardiamo il servizio del pareggio tra Santa Croce e Città di Scordia. Un pareggio fra Città di Scordia e Santa Croce è un punto dopo 4 sconfitte consecutive per la squadra di Lucenti che deve dire addio ai sogni di gloria di poter accedere alla griglia dei playoff. Al 6° minuto un tiro alto di Leone su rimessa laterale di Ravalli. Al 15° ospiti in vantaggio grazie a un rigore concesso per un atterramento di un giocatore ospite da parte di Evola. Dal dischetto Baglione rete. Al 25° punizione di Alma ribattuta dalla barriera forse con un braccio. Al 33° tiro improvviso di Leone para Pandolfo. Nella ripresa al 3° minuto ancora un rigore negato al Santa Croce, lo vediamo nell'azione rallentata. Al 26° Scerra di testa ma la palla va fuori alta sopra la traversa. Al 30° il pareggio del Santa Croce, assist di Leone per Nassi che gira in rete e il gol dell'ex. Al 94° Leone fallisce il raddoppio e sulla ribattuta Nassi sfiora il palo. La squadra nell'arco generale del campionato ha fatto un grande campionato e avendo fatto un filotto positivo di 6 vittorie e un pareggio se non sbaglio ci si aspettava qualcosina in più verso la fine e volevamo veramente entrare, diciamo, con le squadre, in lotta con le squadre per entrare nei playoff e ci è mancato qualcosa a livello di esperienza, a livello di spessore anche di
di squadra, però voglio dire, questa squadra va soltanto elogiata secondo me, tutti, società, squadra, staff, chiunque, perché comunque abbiamo raggiunto il nostro obiettivo in anticipo. Sicuramente, senza volere fare finta di niente, c'è un po' di amarezza, perché ci credevamo, eravamo nella posizione per crederci. No, noi siamo venuti qua con l'intento di fare un'ottima gara, di uscire qua con un risultato positivo, perché per noi era fondamentale in chiave classifica. Sapevamo che loro erano motivati, sicuramente volevano un po' riscattare il periodo negativo che hanno trascorso di 4 sconfitte consecutive, ed è chiaro che hanno dato tantissimo, hanno dimostrato di onorare questo campionato, e per questo ne sono orgoglioso. Spero che lo fanno di qui alla fine del campionato. Noi usciamo qua con un risultato positivo che ci permette ancora di sperare di rimanere aggrappati al treno playout. Presidente Giannetto, il Biancavilla sino a qualche settimana fa, insomma, sembrava veramente un carro armato. Chiunque giocava con la squadra catanese, insomma, trovava difficoltà. Invece adesso il Biancavilla da un paio di settimane sta trovando difficoltà a fare punti. Ha perso una posizione importante, addirittura ha perso anche il primo posto, e rischia di andarsi a giocare un difficile playoff. E ogni anno il Biancavilla progetta per fare il salto di qualità, e poi non so come mai ha delle partite che viene a mancare. Ha un 3-4 partite sicuramente che ha steccato, sì, e sì, si sta ritrovando risucchiata, e rischia veramente... Farà i playoff sicuramente. Sì, sicuramente però sì. La e posizione... rischia, nei playoff tu mi insegni che vale anche il piazzamento. Certo, il piazzamento è la cosa più importante. Attualmente sei terzo, giocheresti contro il Paternò. Ma hai 2 risultati oltretutto a Chiaro, disposizione. certo. E purtroppo... E poi farti la finale. E purtroppo poi dopo un'annata che tu sei sopra e ti ritrovi ad andare a fare i playoff, ti viene l'ansia, puoi rischiare anche di non arrivare all'obiettivo. È vero, è vero. Infatti, guardando anche queste immagini, ci notiamo come effettivamente il Biancavilla ha pure perso lo scontro importante a Marina, Marco. Ecco. Perdendo 1-0 ha perso probabilmente anche un po' di fiducia in se stesso. Sì, credo che il contraccolpo psicologico sia derivato da questa partita, dove loro pensavano di andare a Ragusa a vincere questa partita e quindi agguantare il primo posto. Così non è andata, per cui probabilmente adesso il Biancavilla Gran gol, ha tra l'altro, Sì, vabbè, ma il Maria di Ragusa ha davvero una squadra importante, e devo dire la verità, quello che mi fa piacere è che il Maria di Ragusa nessuno sa che probabilmente è una delle società che spende in assoluto di meno in questo campionato. È vero, Nonostante nella rosa abbia giocatori importantissimi, ma questi ragazzi si allenano però alle 6 del pomeriggio, non si allenano alle 3, perché prima vanno a lavorare. Sono dilettanti. Perché sono tutti locali, vanno a lavorare, poi il fatto che comunque siano dei giocatori di assoluto valore, questo però è da fare doppiamente un plauso a questi Tra l'altro questo Maria di Ragusa, neopromossa, sappiamo tutti, dal campionato di promozione dello scorso anno, vincendo tra l'altro anche la Coppa, insomma, vengono da 2 anni a questo punto importantissimi, dove hanno dimostrato di avere qualità, quantità. Utro è diventato a questo punto uno degli allenatori più vincenti, e anche a questo punto anche molto richiesto sul mercato. Certo. Che ne pensi, Gaetano, tu? Io penso che quando tu hai un allenatore che sa inculcare alla squadra quella compattezza, quella voglia di fare risultato, puoi spendere €1, puoi spendere 100.000 euro, i risultati arrivano. Io prendo base dal nostro allenatore. Bravo. È riuscito, a noi nessuno ci dava come vincenti del campionato. Ci siamo ritrovati qui, devo dire, grazie alla forza e alla compattezza che ha saputo creare il nostro grande allenatore. L'allenatore è vincente, ma in questo caso nel Marina, Marco Coppa, il ritorno in grande stile del suo direttore generale. Sì, che è stato il mio direttore sportivo a Ragusa. È vero. Quindi conosco bene il personaggio, ha portato
al Maria di Ragusa, secondo me è un valore molto molto aggiunto, che è appunto l'esperienza, appunto la determinazione. Cesare Sorbo, che ha nelle vene il calcio inteso in maniera veramente da professionista. Diciamo che la prossima stagione Ragusa potrebbe vivere un bel campionato potenzialmente in Serie D, e anche il Ragusa insomma, del direttore Santo Palma la prossima stagione in eccellenza, ancora non c'è la certezza, però siamo a buon punto, quindi insomma Ragusa si sta rivalutando sul mercato. Due squadre importanti. Ma pensavo qualche giorno fa al prossimo campionato di Serie D, dove ci saranno delle piazze importanti siciliane, perché Ragusa, perché Cireale, perché Licata, perché Marsala, e perché potenzialmente Messina, il Canicattì o Messina, qualche altra Canicattì, squadra dei playoff. Quindi ci sono tante squadre siciliane che faranno parte del campionato. Insomma, ne vedremo delle belle. E poi ci potrebbe anche essere il Palazzolo. O Marino Palazzolo, per cui voglio dire... Facciamo partire alcune immagini del Palazzolo, perché insomma, Sebi Catania dopo qualche settimana di assestamento ha trovato la quadra, credo, di questa squadra, e adesso i risultati arrivano, recuperi vincenti. Oggi, insomma, ha vinto una partita, secondo me, fondamentale contro il Biancavilla. Marco? Certo, se non avesse vinto oggi, inevitabilmente si diceva addio a sto campionato, no? Quindi invece la vittoria di oggi è stata una vittoria importantissima, che ora li proietta a questo rush finale con una grandissima stima e fiducia nei propri mezzi. È vero. Gaetano, però è anche vero che domenica sì, giocherà in casa, ma giocherà contro un disperato Città di Rosolini, che deve assolutamente far punti per non perdere una posizione predominante in vista dei play-out. Che partita sarà secondo te? Ma sarà sicuramente una partita tiratissima, però c'è da un lato magari chi si deve salvare, dall'altro chi deve andare a vincere il campionato. Ma quanto ci piace però una cosa di questo genere. È bellissima, però è brutto per chi la vive, te lo posso garantire io, è brutto per chi la vive, minuto diventa perché pesantissimo. sembra Golia magari contro l'ultimo praticamente, però vai lì e cerchi di vincere. Mi dispiace magari perché loro rischiano la retrocessione o quello che è, però cerchi di vincere a tutti i costi. Il Palazzolo deve assolutamente fare per 3 forza, punti. Per forza. Però deve giocarsela la partita. Per forza. Non sarà facile. Questi sono i campionati che piacciono veramente alla fine. Sono d'accordo. Che campionato è stato quello del Giarre invece? E nel frattempo insomma ne parliamo con Marco Coppa, perché ha iniziato proprio la stagione a Giarre, poi è andato via, un progetto che forse all'inizio non era quello, e poi dopo insomma la scelta di lasciare la squadra, una squadra tra l'altro che ha visto l'arrivo di Pidatella, ha fatto anche dei punti importanti. Che è successo a Giarre? Perché a questo punto insomma ci piace conoscere la verità, se c'è una verità comunque. Ne abbiamo parlato tante volte. Intanto mi piace premettere, voler fare i complimenti al Giarre, perché comunque ha disputato un ottimo girone di ritorno. Certamente nelle mire del Giarre a inizio stagione c'era quello di raggiungere i playoff rispetto all'organico che avevamo costruito, sì, e che io insieme al direttore Pagano avevamo per il 70% costruito questa squadra di ragazzi che poi alla fine in effetti hanno dimostrato insieme avevate fatto ad Orazio, un'ottima intelaiatura. Sì, infatti così poi i numeri insieme ad Orazio hanno dato ragione a questi ragazzi, perché hanno fatto un ottimo girone di ritorno, e non avevo neanche sbagliato l'acquisto di dicembre, quando ancora ero l'allenatore del Giarre, nel riportare con me tra le mie fila Giannaula, che oggi è il vice capocannoniere del campionato. Sì. Anzi, per un attimo sto ragazzo, quando ha capito che forse io non sarei stato più allenatore del Giarre, voleva andare via, io dissi proprio invece no, di rimanere a Giarre, perché secondo me hai fatto bene, avrebbero disputato un ottimo campionato e lui ne avrebbe potuto intanto tirare fuori dei frutti importanti, e così è stato, perché sto ragazzo ha fatto veramente bene. Diciamo che nel novero delle squadre, nelle società che attualmente ci sono in eccellenza, il Giarre per blasone potrebbe tentare effettivamente già dalla prossima stagione di aprire un progetto Serie D che può diventare importante per una bella realtà come Giarre. Certo che sì, perché no? Perché si chiama Giarre, perché il Giarre lo può pure anche pensare. Quello che dicevo prima è che prima però di pensare ai risultati c'è da pensare al consolidamento prima di una realtà. Più si consolida, poi può pensare più a pianificare il futuro e la vittoria di qualcosa. Mancano sponsorizzazioni locali secondo te?
perché nelle guarda, altre questo, città esistono, no. vedi Licata, Guarda, Canicattì, dove non è insomma, una costante, perché devo dirti che io ho visto da vicino anche realtà di campionati più alti, e dove devo dire che invece le sponsorizzazioni locali sono un grandissimo problema. Oggi anche chi ha i soldi, che sono veramente pochi, diciamocelo, certo, anche chi ha i soldi non vuole investirli e metterli nel calcio, perché nella voce... Attenzione che accanto hai un presidente invece che investe sul No, calcio. ma io per l'altra dire, volta no, sono stato criticato perché ho rilasciato un'intervista rispetto al fatto che il presidente del Siracusa, Giovanni Ali, è un presidente che non ci guadagna col calcio, spende semplicemente quello che è la maggior parte del suo patrimonio. E poi se i risultati non arrivano, il calcio non è una scienza esatta. Che c'entri con Siracusa? No, io non c'entro assolutamente No, perché le voci nulla. ti portano a Siracusa la prossima stagione, non so in quale ruolo, però insomma smentiamo questa cosa? Non c'è nulla di assolutamente nulla. vero. Io ho una stima particolare, abbiamo una stima reciproca col presidente. Questa è una cosa bella, no? Insomma, quando un allenatore ha stima del presidente, il presidente a sua volta ha stima dell'allenatore, qui ce ne abbiamo uno di presidente che ha una stima meravigliosa nei confronti del suo mister, Iemma. Vittorio, che anche lui è un amico, è veramente un bravo allenatore, oltre ad essere una persona per bene. Sappiamo. Quello che non è bello, perché qui c'è la cultura, purtroppo vige la cultura nei nostri campionati, soprattutto dilettantistici, e devo dire più catanesi che di altre province, vige la cultura dello screditare sempre il lavoro fatto meno bene rispetto ad altri. Questa credo che non sia una maniera per crescere e non sia un concetto sano. Anzi, si va indietro, da portare avanti. Io credo che ognuno debba pensare a fare bene quello che deve fare e semplicemente applaudire se si è fatto bene. Giusto, no, non sempre purtroppo è così. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, tra poco rientreremo in studio, seconda parte, parleremo dei 4 gironi del campionato di promozione e anche dei 7 riguardanti la prima categoria, anche se noi di penalty ne curiamo soltanto 4 appunto su 7. Entrambi i campionati, promozione e prima categoria, volgono al termine e possiamo già anticipare che forse qualcuno ha già un piede nel campionato di eccellenza. Ci vediamo tra poco. Rientrati in studio, amici di Gold 78, canale 78 del digitale terrestre, come al solito l'appuntamento con penalty tutte le domeniche in diretta a partire dalle 18:30. Vi ricordo che alle 20, quindi al termine di questa ennesima puntata di penalty, si continuerà a raccontare la Champions League. Oggi ci sarà l'8ª puntata. Vi voglio anche ricordare che la replica di questa trasmissione andrà in onda anche il lunedì sera dopo le 23:30 e siamo anche in replica per quanto riguarda la fascia ionica su Persona TV, canale 114 del digitale terrestre, il martedì sera alle 20:30. E mentre ci sono vi ricordo che siamo anche in diretta streaming in questo momento sulla pagina Facebook Tortorici Ettore. Voltiamo pagina, parliamo del campionato di promozione, subito il girone A, perché abbiamo insomma di che parlare, di questo Oratorio San Ciro e San Giorgio che vola al primo posto, però attenzione, insieme con la Don Carlo Missilmeri. Guardiamo i risultati, eccoli qui. Oratorio San Ciro e San Giorgio batte Albatros Lercara 2-1, Camrat batte Balestrate 1-0, Casteltermine batte Villa Batte 3-1, Vallelunga batte Folgore 4-2, Don Carlo Missilmeri vincente fuori casa contro il Gattopardo per 2-1, Visborgo Nuovo batte Libertas 2010 3-0, Monreale batte Olimpica Agragas 1-0 e vittoria della Don Bosco Partinico 3-0 contro il Salemi. Guardiamola questa classifica, perché già dalla classifica ci rendiamo conto che la prossima domenica sarà una domenica elettrizzante. In testa abbiamo l'accoppiata Oratorio San Ciro e San Giorgio con il Don Carlo Missilmeri con 68 punti, con 60 il Salemi, con 55 l'Olimpica Akragas, 54 per il Monreale, 50 per il Casteltermini, 42 Albatros Lercara, 40 punti per Folgore e Vallelunga,
Don Bosco Partinico con 33 punti, 29 per il Balestrate, 26 per il Camarat, 22 Gattopardo, 21 Villabate, 17 Libertas 2010, chiude la classifica il Vis Borgonuovo con 13 punti. Perché è importante la prossima settimana, la prossima domenica? Perché ci sarà lo scontro al vertice tra Don Carlo Missilmeri e Oratorio San Ciro e San Giorgio, quindi sarà una vittoria che può determinare probabilmente per entrambe il passaggio al campionato di eccellenza la prossima stagione. Nel frattempo ci guardiamo però, prima di parlarne ancora di questo girone A, lo scontro importantissimo vinto dall'Oratorio San Ciro e San Giorgio contro l'Albatros Lercara, vittoria per la squadra palermitana 2-1, importantissima in prospettiva appunto della prossima domenica. Alla terzultima giornata del campionato di promozione ogni punto vale come l'oro. Amici spettatori dallo stadio Janselmo, un saluto a tutti da Antonino Di Fede. Di fronte questo sabato Marineo e Albatros Lercara. Pallone in profondità per Scarpinato, la controlla Scarpinato contro due avversari, prova a destreggiarsi. Poi la scarica per Montalbano che arriva da dietro, la seconda volta Montalbano, blocca lo Bue. Montalbano riceve dalla sinistra e punta l'avversario, si accentra, Montalbano carica il destro! Una cannonata di Giuseppe Montalbano porta in vantaggio il Marineo, 1-0, un gol fenomenale di Montalbano. Pirrotta va veloce dalla destra. La mette in mezzo Pirrotta per Licastri che non arriva, poi c'è Costa che calcia col piattone, pallone al lato, pallone in mezzo sul secondo palo, una sponda, pallone che arriva a Montalbano che la piazza col sinistro ma non fa differenza, Giuseppe Montalbano segna la sua doppietta e porta il Marineo a condurre per 2-0. È stato premiato l'inserimento di Gullo calcia, risponde lo Bue di Giorgi. Fa partire il traversone sul secondo palo, una sponda, poi arriva Costa all'incornata, respinge Virga, ma non può nulla, sul tapin vincente di Daniele Licastri, gol dell'ex per il marinese che accorcia le distanze, 2-1. Non c'è più tempo, il Marineo batte l'Albatros Lercara per 2-1, e adesso il Marineo si prepara alla partita decisiva di domenica contro la Don Carlo Missilmeri. Marco, come andrà a finire questo scontro tra l'Oratorio San Ciro e San Giorgio e Don Carlo Missilmeri? Lo so che probabilmente non sono squadre che ti appartengono, forse è la prima volta che li stai sentendo nominare, però è anche vero che sono una bellissima realtà nel campionato di promozione. No, infatti non le conosco, non le ho mai seguite, però è bello un altro scontro diretto al vertice, no? Quindi chi vince potenzialmente ha un piede in eccellenza sulla carta. Quindi è assolutamente affascinante anche questo campionato, di questo girone. È vero. Una mezza delusione forse dell'Olimpica Akragas, Gaetano, perché hanno iniziato troppo tardi, recuperare tanti punti poi in un campionato di promozione è sempre molto difficile, credo che anche questo sia stato il motivo per cui non è escluso che la squadra agrigentina quest'anno forse potrebbe non agganciare neanche i playoff. Se non ricordo male sono 15 punti, 14 punti. Sì, potenzialmente perciò, sono tanti. Secondo me ormai è difficile che possano arrivare ai playoff, ormai sono attardati, difficilmente, anche se le prime due dovessero impattare la prossima settimana, fare X, allora è difficile che possano arrivare a fare playoff, anche perché mancano 2 giornate. E ci dispiace perché insomma Agrigento è una piazza che insomma potrebbe sicuramente giocarci. Dispiace perché dopo un anno di sacrifici a livello dirigenziale, a livello di calciatore, a livello di tutto, non arrivare neanche a disputare i playoff è una delusione doppia. Falsone rischia di non fare i playoff, ne fa tanti, ne vince tanti di campionati, però è anche vero, Marco, che l'Olimpica Akragas quest'anno ha sofferto insomma, la morte del calcio effettivo professionista e quindi insomma recuperare, resettare non è mai facile, ci vuole del tempo, ci vogliono gli investitori. Il comune, devo dire, l'amministrazione è molto vicina all'Olimpica Akragas, però è anche vero che ci vuole sempre del tempo per riorganizzarsi bene. Ci vuole del tempo e l'abbiamo ribadito durante tutta la trasmissione, prima deve pensare in questo caso all'Akragas ad diventare una realtà importante per poi pensare al risultato. Secondo me in questo momento il risultato... Però arriveranno. La piazza è troppo importante. Ma inevitabilmente sì, ci sarà troppo sempre importante, qualcuno. è troppo importante. Passiamo adesso al girone B del campionato di promozione, subito i risultati di questa 13ª giornata. Sant'Angiolese batte Casteldaccia 2-1, Acque Dolcese Gangi 1-3,
Due Torri batte Bagheria 2-0, Gioiosa batte Milazzo 4-1, Cefaledium Acquedolci 1-1. Questo era lo scontro al vertice per quanto riguarda questo girone B. Altofonte Torrenovese 1-1, Sinagra batte Rocca di Caprileone 2-1 ed infine Lascari batte Sant'Anna 3-1. Era proprio un big match, l'Acquedolci doveva assolutamente vincere per cercare di accorciare le distanze nei confronti della squadra palermitana. Non è andato bene appunto per la squadra dell'Acquedolci e adesso insomma Cefalù sta quasi per festeggiare l'arrivo del campionato di eccellenza. Guardiamo la classifica, proprio il Cefaledium con 66 punti, 59 per Acquedolci, 51 per il Ganci, 50 Sant'Anna e Sant'Angiolese, 45 per la Torrenovese, 40 per il Milazzo, 37 per il Sinagra, 36 per il Bagheria, 35 Acquedolcese, 30 punti per Rocca di Caprileone, Due Torri con 29, 27 per il Lascari, 25 per l'Altofonte, 33 per il Casteldaccia, Gioiosa con 22 punti, 66 con 59. Allora mi sa che forse possiamo già comunicare che la Cefaledium a questo punto è già matematicamente nel campionato d'eccellenza, perché mancano 2 giornate al termine, quindi oltre all'Icata questa domenica festeggiamo il ritorno di Cefalù in un calcio che conta. Marco, questo me lo puoi confermare, insomma nome storico e soprattutto volontà determinata per riportare ai grandi fasti la provincia di Palermo. E poi un bellissimo posto. È meraviglioso, un posto che vi consigliamo soprattutto d'estate perché è una spiaggia meravigliosa. Quindi Cefaledium che ritorna nel campionato di eccellenza. La programmazione a Cefalù, Gaetano, è stata fondamentale. L'ho un po' vista costruire all'inizio della stagione attraverso la conoscenza del suo presidente, che è stato determinato sin dal mese di giugno dello scorso anno, e infatti è arrivato puntuale questo passaggio nel campionato di eccellenza. Ma quando c'è una programmazione in qualsiasi cosa difficilmente non arriva a raggiungere l'obiettivo, tranne che succedono dei cataclismi. Però quando appunto, come dicevi tu, c'è un presidente che investe, fa le cose per bene, per come li deve fare, è facile trovare poi e arrivare praticamente all'obiettivo. Diciamo pure che Cefalù in un certo senso ricalca un po' il percorso del Taormina, Marco, no? Perché Taormina sappiamo benissimo è arrivato a grandi livelli anche grazie insomma alle tue stagioni, però Taormina soffriva un po' la presenza degli sponsor locali, mentre invece a Cefalù gli sponsor locali sposano il progetto della squadra di calcio perché può diventare un altro ennesimo veicolo promozionale del territorio. E mi fa un sacco di piacere in questo caso sia a Cefalù sostengono il calcio e la squadra locale, perché a Taormina non è così. Il presidente Castorina che va avanti e non capisco anche perché lo fa con grande voglia, grande passione, però è davvero un uomo solo, inteso calcisticamente. Certo, beh, chiaro. Perché vi rendete conto che economicamente che potenzialità ha Taormina? Infatti ci spiazzava questa cosa. Taormina ha 800 attività commerciali, per cui se Taormina soltanto la metà riuscissero a dare un contributo, anche minimo, potrebbe pensare Taormina veramente di ambire ad altri campionati, ma così non è, perché tutto quello che... Non credono nel calcio secondo te? No, assolutamente non no. Credono Taormina, nel calcio. C'è poco interesse per quanto riguarda il calcio, nonostante sia una favola veramente, cioè nel senso sia un'isola felice dove poter veramente pensare di fare calcio anche a livelli diversi. Beh, in questo momento stanno disputando il campionato di promozione, sono tra l'altro nel girone della Cicatena, però forse avrebbero potuto tentare insomma di arrivare quantomeno ai playoff, invece insomma la stagione è stata partito un po' in ritardo il presidente quest'anno, perché come al solito ogni anno ha sempre la perplessità, il dubbio se iniziare o meno, giustamente sottolineerei, perché se il presidente spende 10.000 lire, sono tutte di tasca sua. 10.000 lire sarebbe bellissimo, no, dico, ecco, 10 euro. Per fare un esempio, 10 euro, sì, certo. Ma sono tutte di tasca del presidente, di nessun altro. Per cui ogni anno ha sempre il dubbio se devo ricominciare o meno, ed è veramente un grande peccato. È vero, è vero. Parliamo adesso del girone C del campionato di promozione e qui insomma spalenchiamo il sorriso anche del presidente Giannetto, perché con questa vittoria netta nei confronti dell'FC Motta il percorso lo vede.
lo striscione dell'ultimo chilometro lo vede, e chissà se andrà bene. Non ce ne vogliono chiaramente gli amici anche dello Sporting Pedara, ma guardiamo intanto i risultati, insomma, e poi ne parliamo appunto sia con il presidente che con Marco Motta. Città di Misterbianco Carlentini 0-0, Academy San Filippo Ciclope Bronte 0-0, Città di Mascalucia batte Torregrotta 4-2, AC Sant'Antonio batte Gescal 5-2, Sporting Pedara 3-2 nei confronti del Giardini Naxos, 4-1 della Cicatena con l'FC Motta, ed infine vittoria dello Sporting Taormina 4-1 nei confronti dello Sport Via Grande, ha riposato il Villafranca. Chiaramente con questa classifica che adesso andiamo a vedere capiamo bene quale potrebbe essere la parte finale interessantissima di questo girone C del campionato di promozione. Acicatena in testa con 59 punti, 56 per lo Sporting Pedara, 50 per il Carlentini, 48 per il Città di Mascalucia, 47 AC Sant'Antonio. Questo sulla carta potrebbe essere il quadro dei playoff, anche se chiaramente l'ACI Sant'Antonio è un po' in sofferenza perché deve stare sempre sotto i 10 punti. 42 punti per lo Sporting Taormina, 41 per il Cicope Bronte, 33 per Giardini Naxos, 32 Villafranca, 27 ACI San Filippo, Academy San Filippo, chiedo scusa, 27 FC Motta, 26 Sporting Via Grande, 25 per il Città di Misterbianco, 21 per il Gescal, 10 punti per il Torregrotta. Allora, da dove iniziamo? Iniziamo dalla Cicatena? Mi sembra giusto, Presidente. Allora, vittoria netta, però ancora c'è da soffrire tanto. Ancora ci sono 2 giornate, io vorrei essere già alla fine del mese, aver finito il campionato. 15 giorni. Sì, ma io già vorrei essere praticamente all'inizio di aprile. No, perché se parli di fine mese vuol dire che fai i playoff. No, vorrei essere già a fine mese, nel senso che già finito il campionato, certo, e aver raggiunto l'obiettivo che ormai, tra virgolette, è alla portata veramente. Che campionato è stato quest'anno? È un campionato durissimo dove ci sono 5-6 squadre attrezzate veramente per fare il salto di categoria. Vedi la Sant'Antonio, vedi il Pedara stesso, vedi il Mascalucia dell'amico Spina, il Carlentini che fa la sua forza, il pubblico. Lì ancora si vive veramente il calcio in maniera, tra virgolette, antica, nel senso che ti vengono al campo 700-1000 persone ogni domenica. È anche un piacere quello, andare a giocare in campi vuoti è una cosa brutta, andare a giocare in quei campi è una cosa veramente che fa piacere. Dopo il crollo del bottino, voi siete andati finalmente a giocare nel comunale? Non è finalmente, noi dopo il crollo del bottino ci siamo ritrovati a girovagare. Dico finalmente nel senso che abbandonando il bottino per ragioni che tutti sanno, siete stati costretti a racimolare un campo ogni settimana, però adesso da quando avete la vostra struttura, grazie alla vostra società, diciamolo pure, lì è stato un investimento di tutti noi della società per far sì di mettere di nuovo in piedi quello stadio, perché quello si può definire un mini stadio. È vero, uno stadio con palestra, uno stadio con cucina, uno stadio che hai di tutto praticamente, dove praticamente ti manca solamente oggi l'erba, diciamo la risemina dell'erba, perché ci siamo dovuti fare, come si dice, necessità virtù e sistemarlo alla meno peggio, nel senso di rifarlo in terra per poter giocare. Perché, almeno per questa stagione? Sì, perché non potevamo andare a fare processione ogni settimana e andare un attimo a Nicolosi, un attimo a pedare, un attimo... Anche perché la squadra ha bisogno dei suoi equilibri anche dal punto di vista visivo quando gioca, e poi Marco me lo può confermare, cioè ha bisogno delle sue misure sia durante la settimana per poi metterli in campo soprattutto quando gioca in casa, no Marco? È fondamentale che una squadra viva il proprio campo, soprattutto nel settore dilettantistico. Sì, è così, è importante vivere la settimana, gli allenamenti dove poi la domenica si svolgerà la gara ufficiale. Guardi le misure, capisci le zolle proprio a terra, no? E sai benissimo come colpire la palla. Anche come rimbalza il pallone. È vero, si conoscono poi cose brutte e cose belle del proprio campo. È stata una vittoria importantissima, 5-2 dell'ACI Sant'Antonio contro il Gescal. Nel frattempo possiamo vedere anche le reti. Gaetano, hai un po' paura di questo ACI Sant'Antonio? L'ACI Sant'Antonio secondo me è una delle vere candidate a fare il salto di qualità nei playoff, nulla a togliere alle altre squadre. È una Sant'Antonio praticamente fortissima in qualsiasi reparto, anche loro hanno un ottimo pubblico, sono supportati da un ottimo pubblico, hanno un'ottima
diciamo, struttura dirigenziale. Perciò secondo me hanno tutte le carte in regola per poter affrontare i playoff in maniera migliore, anche perché non ci dimentichiamo che la prossima settimana c'è lo scontro Carlentini-Pedara. Se il Carlentini dovesse cedere punti rischia praticamente di essere scavalcato anche in classifica, e a sua volta il Pedara non vuole perdere ulteriori punti nei vostri confronti, perché voi potenzialmente vincendo siete in eccellenza. No, noi se loro praticamente non fanno punteggio pieno, tra virgolette, siamo in eccellenza, facendo i dovuti scongiuri. Certo. Sono molto scaramantico. Non sei inquadrato. Sono molto scaramantico. Giusto. La storia del mister della di Sant'Antonio. Iemma? No, Iemma è il nostro mister. Ah, della Sant'Antonio, Torrisi. Tra poco sentiremo anche un'intervista. È una bella storia e mi fa piacere perché era un mio ex presidente quando ancora giocavo gli ultimi anni nella Leonzio e poi nella Ci Sant'Antonio, ma un ragazzo che poi ha deciso appunto di intraprendere anche questo tipo di carriera. È un allenatore determinato, io l'ho avuto ospite proprio qualche settimana fa, è determinatissimo. Sì, e fa scudo con la sua squadra nei confronti di tutto. So che è bravo perché poi quando un allenatore è bravo a dirlo non devono essere gli addetti ai lavori ma devono esserlo i giocatori, quindi la voce della verità è sempre quella dei giocatori che vengono allenati, se un allenatore è bravo o meno. Sì, è vero. E quindi che sia bravo non c'è dubbio, ma è bella proprio la storia da raccontare perché lui iniziò il calcio facendolo da presidente fin quando poi ha deciso di mettersi. Quindi conosci un lato del calcio e adesso sta conoscendo l'altro lato del calcio. Ha avuto sempre una grande conoscenza del calcio anche da presidente, però adesso da allenatore sta facendo veramente bene. È vero, crede molto nel progetto dell'ACI Sant'Antonio. Sentiamo le parole di Antonio Torrisi, allenatore appunto dell'ACI Sant'Antonio. Sapevamo che la classifica oggi ci imponeva il calendario di vincere, perché non ci dobbiamo dimenticare che il Pedara è a 9 punti, quindi sapevamo che non potevamo avere passi falsi, dovevamo vincere, l'abbiamo fatto a mio modo di vedere in una maniera importante, la squadra oggi ha espresso il massimo sotto il piano del gioco, del freseggio, abbiamo fatto una fase di possesso devastante, merito anche del campo che ha esaltato le caratteristiche dei miei ragazzi, ha fatto veramente bene. Sapevamo che era importante questa partita, come lo sarà con l'Academy e come lo sarà il Mister Bianco, per cercare di stare sempre nelle zone alte della classifica, soprattutto senza cercare di non aumentare il distacco che è già importante dalla seconda. Io ho detto che a prescindere da ogni cosa, quando prima di giocare con Mascalucia, se avessimo fatto 12 punti avessimo fatto sicuramente playoff, a prescindere da quello che fanno gli altri. Quindi noi dobbiamo pensare, continuare su questa onda, su questa lunghezza d'onda, dobbiamo pensare a battere l'Academy domenica e poi andare a Mister Bianco a fare altri 3 punti, però pensiamo partita per partita. La squadra merita un plauso perché ha dimostrato che riesce a stare sul pezzo adesso con continuità, peccato che questa continuità è mancata inizio stagione in molti frangenti, sia per cause di sfortuna, sia per infortuni o per quant'altro, però diciamo che non siamo stati continui. Salutiamo Antonio Torrisi, allenatore dell'ACI Sant'Antonio. Gli auguriamo chiaramente un buon proseguo, 2 partite importantissime lo attendono e vedremo che cosa succederà in questa parte finale della stagione. Però il pronostico a questo punto lo devo chiedere giustamente a Marco, che in questo caso può dire la sua, perché non ha niente a che fare né con l'ACI Sant'Antonio, né col Carlentini, né con lo Sporting Pedara, né con l'ACI Catena. Chi vincerà questo girone? No, non lo so, anche per scaramanzia. Almeno un nome, dai, una squadra. Io dico semplicemente che il campionato è in mano all'ACI Catena e dipende solo da loro. Dipende solo da loro. Presidente, senti cosa ha detto, no? Dipende solo da voi, non avete altra scelta che giocarvi il tutto ogni domenica. Questa è l'unica verità, è quello che oggi parlavamo assieme al mister, assieme ai ragazzi, che noi ogni domenica deve essere come se fosse la prima giornata di campionato. Sì. Noi a prescindere se giochiamo con l'ultimo o con la prima, noi il nostro motto è quello di andare in campo e andare a fare i 3 punti, perché oggi in questa situazione sarebbe veramente da folli sottovalutare qualsiasi partita.
E allora, siccome praticamente lo sappiamo, il calcio praticamente non è una scienza esatta, e allora, onde evitare qualsiasi brutta sorpresa... Concentrazione. Sì. Quello che il nostro mister riesce a dare in maniera eccelsa. Sono d'accordo. Allora, quindi sarà una settimana molto intensa questa, prima di domenica prossima. Parliamo del girone D, dove a questo punto il Ragusa è vicinissimo al raggiungimento del campionato di eccellenza, 5 punti a questo punto di vantaggio nei confronti del Real Siracusa Belvedere. Ma guardiamo i risultati: Atletico Scicli batte Caltagirone 1-0, Don Bosco batte Floridia 3-2, Megara Augusta batte Enna 1-0, Barrese Frigentini 1-1, Ragusa batte New Modica 4-1, Sporting Priolo batte Real Siracusa Belvedere 2-1 ed infine Sporting Eubea batte RG 4-0. In classifica, come ho anticipato poc'anzi, a questo punto i punti sono soltanto 5 di distacco nei confronti del Real Siracusa Belvedere. E beh, credo che insomma il più è stato già fatto a Ragusa e si assapora a questo punto probabilmente l'eccellenza già dalla prossima partita. In classifica Ragusa con 63 punti, 58 per Real Siracusa Belvedere, 50 per l'Enna Calcio, 46 Sporting Eubea, 43 Sporting Priolo, 42 New Pozzallo, 40 punti per il Caltagirone, 33 per il New Modica, 31 per il Megara Augusta, 28 per RG, 27 Frigentini, 26 Floridia, 25 Atletico Scicli, 20 punti per la Don Bosco 2000 ed infine la Barrese che chiude la classifica con 9 punti. Prima di parlare con i nostri ospiti su questo bellissimo Ragusa del direttore Palma, ci sentiamo le voci di due protagonisti dell'incontro vinto appunto per 4-1 dal Ragusa proprio nell'anticipo di sabato. Beh, è stato un match duro, come avevamo già preparato all'inizio. Modica di certo non veniva qui a passeggiare e questo lo sapevamo. Abbiamo fin da subito imposto il nostro gioco e infatti il primo tempo si è chiuso con il risultato del 2-0 per poi nel secondo tempo chiuderla definitivamente. Segnare è sempre un'emozione bellissima per me, soprattutto dopo un lungo periodo che non gioco, dove ho avuto diversi problemi. Quindi diciamo che un po' di ossigeno mi è arrivato dopo questo gol. Pronostici per Scaramanzia non se ne fanno, noi metteremo sempre l'impegno che abbiamo messo ogni partita e me personalmente cercherò sempre di più di andare in rete e portare questa squadra dove merita. Meno male, abbiamo fatto tanto in questo campionato, abbiamo dato tantissimo, però purtroppo mancano ancora alcune partite che dobbiamo lottare in allenamento, preparare e affrontarle come tutte le altre partite. Comunque già oggi siamo contenti per la partita, già dal lunedì inizieremo a pensare alle altre partite, comunque siamo contenti per questa, dai. Ragusa vicinissimo a questo punto al campionato di eccellenza. Marco, un po' di Amarcord per te, no? Sì, Ragusa? Mi fa un sacco di piacere perché io ho lasciato il cuore a Ragusa. Ho passato una stagione, credo forse la più bella della mia umile carriera, forse la più bella stagione per ricordi, per una serie di episodi, anche perché abbiamo disputato un campionato eccezionale, secondi in Serie D, alla fine siamo arrivati dopo il Messina, il famoso Messina che arrivò fino alla Serie A poi. Sì. Quindi sono felicissimo, felice anche per Filippo Raciti, l'allenatore, un amico. E quindi... Gli hanno costruito una squadra fortissima, però il merito dell'allenatore effettivamente esiste, perché poi bisogna assemblarli i nomi importanti, no? Assolutamente sì, è merito di tutti, dell'allenatore, è merito soprattutto anche della società e d'amico il presidente. Certo. Il presidente che conosciamo tutti, è un conoscitore del calcio, è una persona che anche lui investe tanto tempo e impiega tanto tempo nelle proprie creature, nella propria squadra. E poi c'è il direttore Santopalma che insomma è molto conosciuto, certo, nell'ambiente del calcio dilettantistico siciliano, che con questa vittoria importante a Ragusa rivaluta anche una carriera che nelle ultime stagioni insomma un po' zoppicava, no?
non zoppicava nel valore tecnico, ma insomma anche nei risultati, spesso e volentieri insomma qualche scontro con qualche dirigente lo obbligava un po' a mollare troppo facilmente. Ma la carriera dei direttori e degli allenatori è fatta di alti e di bassi. Io non posso pensare, voglio dire alla portata di tutti, ma parlo dalla Champions League alla terza categoria. Non si può immaginare che tutti gli anni un direttore, un allenatore possa sempre vincere i campionati o sempre fare delle cose buone. Ogni tanto si incappa anche in periodi meno buoni, che non significa che si debba azzerare tutto quello che di buono si è fatto in passato. Se oggi Vittorio Iemma, il mister del presidente qui, sta vincendo il campionato e forse qualche anno fa era retrocesso all'eccellenza, non significava che era scarso prima. Oggi è diventato un fenomeno. Per me è stato sempre un bravo allenatore. È vero, la valutazione va fatta nel complesso di un percorso sportivo. Passiamo adesso al campionato di prima categoria, subito i risultati del girone A, dove a sorpresa l'Unitas Sciacca perde una partita contro la Mazzarese .2, ma continua a rimanere sempre in vetta. Guardando i risultati abbiamo Città di San Vito Lo Capo 2-0 nei confronti del San Giorgio Piana, vittoria del Valderice 3-0 contro la Colomba Bianca, 3-1 del Gibellina contro il Real Melfi, 2-2 tra Città di Carini e Palermo Calcio Popolare, Resultana batte Belmonte Mezzagno 2-0 ed infine, appunto, come avevo già anticipato, Mazzarese vittoriosa contro la prima in classifica, l'Unitas Sciacca, per 2-0. Guardiamo la classifica perché insomma il distacco è sempre considerevole, però è anche vero che mancano più di 2 giornate al termine del campionato di prima categoria. In testa abbiamo sempre l'Unitas Sciacca con 50 punti, con 41 il Città di San Vito Lo Capo insieme al Palermo Calcio Popolare, 38 per Resultana, 37 Città di Cinisi e Città di Carini. Proseguiamo, adesso parliamo del girone D, dove già da qualche settimana il Valdinisi ha più di un piede nel campionato di promozione. Guardiamo i risultati di questa nona giornata di ritorno. Juve-Linia 1958 che perde in casa contro l'Atletico Messina per 2-0, Duilia 81 batte Nike Torino 2-1, pareggio tra Randazzo e Monforte San Giorgio 1-1, Città di Calatabiano batte Sant'Alessio 1-0, Orsa Promende 1-1, Valdinisi ancora vittorioso 4-3 contro il Santa Domenica di Vittoria ed infine pareggio tra Saponara e Zafferana. Guardiamola la classifica e poi voglio sentire velocissimamente una battuta anche con i nostri ospiti. Una classifica che vede sempre il Valdinisi in testa ormai dall'inizio di stagione, ha soltanto perso una partita e poi vinto tutte le altre, con 63 punti guida il campionato del girone D di prima categoria, con 52 punti, scusate, con 63 punti, mentre con 52 c'è l'Atletico Messina, con 44 il Città di Calatabiano, 33 per la Juve-Linia, 32 Promende e infine Zafferana con 31 punti. Che dobbiamo dire sul Valdinisi? Ne abbiamo parlato con tutti i nostri ospiti e ne voglio parlare anche con voi, ne voglio parlare con il presidente Giannetto. Valdinisi che ha dimostrato che ha programmato molto bene questa stagione. Tu ne sai qualche cosa di questo Valdinisi? Perché l'anno scorso nella finale playoff con l'Aci San Filippo, insomma, voi avete portato la vostra squadra nel campionato di promozione che è poi diventato a Cicatena, ma hai sofferto contro questo Valdinisi, mi ricordo, già dall'anno scorso. Io l'anno scorso sono rimasto stupito dal seguito, veramente dalla compattezza che ha questa realtà. Devo dire che portare 400 persone a vedersi uno spareggio di playoff in un'altra città non è facile. Non è facile. Devo dire che hanno Voi eravate ancora al bottino, mi ricordo. Eravamo ancora al bottino. Devo dire che quest'anno hanno fatto praticamente un campionato che non è sopra le aspettative, perché già avevano un'ottima squadra, l'anno scorso si sono ripresi strada facendo. Sì. Hanno una struttura societaria che non è da meno, stanno costruendo, perché lì è l'unione di due paesi. Sì, Ali e Ali Terme e l'altra non mi sovviene. Sì. Nizza, bravissimo, ecco, bravo al nostro... hanno unito queste due forze in maniera intelligente e stanno riuscendo ad ottenere veramente dei risultati che sicuramente
anche negli anni futuri si troveranno. Abbiamo avuto il presidente e adesso il suo grande obiettivo è cercare di fare uno stadio. Loro hanno problemi lì col campo dove perché non è omologato. Non è omologato, infatti la prossima stagione avranno problemi a giocare in un campo omologato per il campionato di promozione, e il loro obiettivo, e credo che ci riusciranno perché la volontà c'è, è quello di realizzare un nuovo stadio. È brutto dirlo, ma quando tu hai la politica che si avvicina al calcio in maniera lecita, logicamente, certo, ti dà il giusto dare, automaticamente ti dà anche più forza a livello dirigenziale. No, che certe volte tu magari a livello dirigenziale ti trovi solo a combattere anche con il discorso campo, il discorso custode, il discorso tutto. È vero, è vero. L'Atletico Messina, secondo in classifica con 52 punti nei confronti del Città di Calatabbiano, ha già più di 10 punti di vantaggio. Anche lui probabilmente assaporerà il campionato di promozione la prossima stagione. Guardiamoci questa vittoria importantissima della squadra guidata da Naccari, 2-0 nei confronti della Juvelinia 1958. Si affrontano la quarta e la seconda forza del campionato. La Juvenilia quota 33 punti dopo la sconfitta per 5-1 contro la capolista Valdinisi, allenata da mister Antonino Cannao. Dall'altra parte invece la squadra di mister Nino Naccari è a quota 49 punti in classifica, 15 vittorie, 4 pareggi, solo 2 sconfitte per l'Atletico Messina fino a questo momento. Tutto pronto allora per il film del primo tempo. Arbitra la partita il signor Lazzara della sezione di Barcellona Pozzo di Gotto, e siamo allora pronti a raccontarvi di questa sfida. Subito Juvenilia che con il libro va a prendere il campo, ancora libro che va alla conclusione lenta tra le braccia di La Fauci. È partita meglio la Juvenilia, che al quinto minuto chiederà anche un calcio di rigore. C'è infatti questa chance sull'out destro, viene praticamente scartato Insana che evita di intervenire per un possibile rigore. A fe calcia, sul pallone interviene Bonsignore. Rivediamo qui il tocco, forse fortuito in questo caso, del difensore dell'Atletico Messina. Si lamenta un po' il capitano della Juvenilia che poco dopo allarga verso l'Osurdo, proprio l'Osurdo, l'ex di giornata, va col mancino, ma il suo tentativo è nuovamente preda dell'estremo difensore della Pauci. Dall'altra parte protesta tantissimo invece l'Atletico Messina per questo cross da parte di Vagliaro, il tocco con la mano del giocatore della Juvenilia non ravvisato. Dal corner successivo Bonanno mette dentro e nemmeno a dirlo segna Usman Sowe. Ancora una volta la zampata della pantera dell'Atletico Messina, pallato. Minuto 37, ripartenza fulminea su un calcio d'angolo della Juvenilia. Difende bene il pallone Pagliaro che lancia la falcata del solito Usman Sowe a tu per tu con Enrico. Il pallone però viene deviato e poi c'è Pipo Insana che ha seguito l'azione, ha seguito perfettamente la ripartenza dell'Atletico e ha trovato il gol dello 0-2 al 37esimo. Raddoppia l'Atletico Messina con Pipo Insana, la dedica verso le tribune del Bonanno per l'esterno di mister Naccari, che poi se lo va ad abbracciare. 0-2 Atletico Messina quando si conclude anche la prima frazione. Fino a questo momento vince la vice capolista di questo girone D per 0-2 contro la Juvenilia, grazie alle reti segnate da Sowe e da Insana. Partiamo col film del secondo tempo, ci prova subito a fe a scalfire la porta di La Fauci. Ancora cambi per l'Atletico Messina, fuori Pagliaro, dentro Marco Libro con De Tommasi che si sposta al centro del tridente. Proprio Marco Libro protagonista con il pallone che viene sventagliato verso Antonio Bonamonte, controlla Bonamonte, poi vede De Tommasi praticamente tutto solo in area di rigore, si gira De Tommasi, ma è fondamentale Ciccio Arrigo che evita il gol del possibile 0-3 all'Atletico Messina. L'ha sfiorato De Tommasi, attenzione perché esce Insana dentro Gulletta. Linea giovane adesso per l'Atletico Messina con Nsowe che difende il pallone, interviene Marco Libro nell'azione, lascia la sfera a De Tommasi che entra in area di rigore a San Filippo davanti, riesce a scaltarlo De Tommasi col destro. Ancora una volta Ciccio Arrigo che gli dice di no, si resta sullo 0-2 al Bonanno quando attacca Sowe che come sempre è pericolosissimo. La sfera arriva De Tommasi che prova a girarsi, De Tommasi deviatolo, il pallone fuori area verso Marco Libro, conclusione forse deviata centrale. Ancora una volta Arrigo bravissimo, prova a respingere il pericolo Pedralito, il pallone arriva nuovamente a De Tommasi, sfera su Sowe che prova a girarsi con il mancino in area di rigore. Ancora Sowe, stavolta la manda ampiamente alta sopra la traversa e ancora 0-2. Esce proprio Sowe tra gli applausi del Bonanno, dentro cavò nelle file dell'Atletico Messina. Arriva ancora un'offensiva invece della Juvenilia, qui cambio di fronte, il pallone arriva dall'altra parte dove c'è San Filippo entra in area di rigore, prova il destro alto di poco sopra la traversa. Ottima chance per la formazione della Juvenilia quando arriva il triplice fischio. Vince l'Atletico Messina che va qua a 52 punti in classifica, trascinato dal solito Sowe, dal bomber che non ti aspetti. È tutto, un cordiale saluto e alla prossima.
Parliamo del girone adesso del campionato di prima categoria, subito i risultati della nona giornata che si è giocata oggi domenica 24 di marzo. Lisiana Cibonaccorsi 1-1, Calcio Belpasso batte Mascolucia 2-0, Città di Catania batte Calcio Giarre 2-0, Palagonia batte Città di Francofonte 4-0, Leo Socche batte Militello Val di Catania 1-0, Russo Sebastiano fuori casa vincente contro il Santa Lucia per 2-1, vittoria fuori casa anche del Villaggio Sant'Agata 1-0 contro il Belpasso FC. In classifica abbiamo in testa il Palagonia, guardiamola, 53 punti, 43 per la Nisiana, 42 per la Russo Sebastiano, 40 per il Villaggio Sant'Agata, 35 a Cibonaccorsi, 34 Belpasso FC, a seguire poi tutte le altre squadre. Certamente anche in questo caso dobbiamo fare un plauso alla squadra del Palagonia che dopo la sconfitta contro la Nisiana, dove aveva perso addirittura anche il primo posto, ha inanelato praticamente dei risultati importantissimi che l'hanno a questo punto catapultata quasi ormai nel campionato di promozione. Quindi complimenti alla squadra di Costanzo che tra qualche settimana potrebbe già assaporare la vittoria del suo girone e del campionato di prima categoria. Chiudiamo il tabellino della prima categoria parlando del girone F, quindi parliamo della provincia di Siracusa. Questi risultati: Città di Canicattini Calcio Avola 0-0, Città di Comiso batte Ferla 2-1, Mazzarone Noto 0-0, Percicli batte Rinascita Netina 1-0, Vizzini batte Portopalo 4-3, Virtus Ispica batte Pro Ragusa 4-1 ed infine Chiaramonte batte Sanconitana 7-0. Vittoria sonante dunque per la squadra del Chiaramonte che continua ad essere leader incontrastato di questa classifica con 49 punti, anche se il Città di Comiso con 46 cerca disperatamente di aggrapparsi ancora alle sue speranze. 41 per il Noto, 36 per il Mazzarone, 34 per il Percicli, 31 per il Portopalo e poi a seguire tutte le altre su tutto il Virtus Ispica con 29 punti. Proprio su questo girone, Marco, io volevo chiederti un parere perché la provincia di Ragusa e Siracusa un po' soffre nei campionati di promozione di prima categoria. Chiaramonte cercherà disperatamente di agganciare il treno del primo posto, però il Comiso, che ha una grandissima tradizione anche nei campionati di Serie D, sta cercando di resettarsi perché dopo un paio di anni insomma un po' fatti in maniera approssimativa, quest'anno sembrerebbe di avere le carte in regola per insomma tentare di risalire in categorie molto più importanti. Sì, quando si parla di Comiso mi viene subito in mente il ricordo di mister Borgese, perché lui è stato un istituto. Nicolò Borgese, scomparso qualche anno fa. Però sì, è vero, voglio dire, fanno un po' tutti fatica, ma chi è che non fa fatica in questo momento? È vero. Non c'è nulla da fare. Eppure la provincia di Ragusa e quella di Siracusa, a livello di sponsor, Presidente Giannetto, non è che non si muova. Si muove, però evidentemente forse mancano i dirigenti, perché poi anche i dirigenti devono essere importanti per portare in alto una società. Ma molte volte, come dicevamo poco fa del Vadinisio o della mia realtà, se tu non hai una struttura dirigenziale che programma praticamente in maniera adeguata, puoi avere tutti gli sponsor del mondo, è come una Ferrari, se non hai il pilota non arriva mai praticamente neanche a partire, logicamente. È vero. Qualsiasi cosa che tu hai in mano la devi far, diciamo, guidare da persone che hanno capacità organizzative, capacità appunto di sviluppare il discorso calcio, il discorso marketing, qualsiasi discorso Sono assolutamente d'accordo, insomma, cari sponsor, aiutate il calcio dilettantistico, perché il calcio dilettantistico ha bisogno giustamente di sponsorizzazioni per valorizzare i settori giovanili, valorizzare i tecnici, valorizzare i giocatori che debbono comunque vivere sempre una realtà dilettante, perché spesso e volentieri qui in Sicilia, Marco, tu me lo insegni, il calciatore dilettante un po' professionista mentalmente, insomma, ci si sente. Sì, è un male questo, però. Bisognerebbe fare una trasmissione a parte dedicata soltanto a questo argomento. Io dico sempre che l'ho fatto il calciatore, c'è stato un momento in cui ho capito che però non potevo vivere soltanto di quello, ma dovevo incominciare a pensare a costruire qualcos'altro. Chiaro, ed è giusto che sia così. Perché se a una certa età sei ancora fra i campionati di eccellenza, Serie D o promozione, questo tipo di guadagno certo che non ti salvaguarda per l'intera vita. Per il futuro. Devi cercare sempre di costruire qualcosa contestualmente
al divertimento, che poi è un divertimento fino a un certo punto, perché gli impegni sono impegni importanti. Soprattutto a livello di eccellenza si allena 4 volte, 4-5 volte, addirittura anche secondo me tutta la settimana. Ci sono squadre che si allenano addirittura 6 volte la settimana, doppia perché seduta, fanno doppio il mercoledì, fanno le rifiniture il sabato, e ci sono giocatori che vivono le famiglie con lo stipendio del calcio, e io dico vabbè, ci può stare, però fatti un attimo due conti. Guarda anche al di là, ed è sempre molto difficile, lo sappiamo, però è giusto che insomma questa cosa sia fattibile, perché poi insomma trovare una nuova occupazione, perché ha sempre vissuto di calcio, è sempre molto difficile, soprattutto dopo una certa età, dopo i 30, 35, 36 anni, 37. Sì. Lo gridiamo ad alta voce questo discorso, caro Presidente? Bisogna dirlo, perché se non lo diciamo noi che facciamo una trasmissione che parla di calcio dilettantistico, chi lo dice? Ma quello sicuramente. Io quello che dico sempre ai ragazzi che diciamo militano nelle mie squadre, la cosa principale è creare, diciamo, l'introito per la famiglia, non vivere di calcio, perché in queste categorie noi nella nostra società i ragazzi si allenavano 5 volte a settimana, cioè in promozione stiamo parlando, Sì. Sinceramente quando ti alleni 5 volte a settimana sono due le cose: o ti trovi praticamente delle persone che magari hanno un lavoro che si possono permettere di venire a certi orari, o se no praticamente fai fatica a fare. È vero. Allora, chiudiamo la puntata odierna con una battuta veloce insieme a Marco Coppa, così lo salutiamo pure. Allora Marco, abbiamo capito che quest'anno insomma c'è un po' di rammarico a Giarre, però bisogna guardare avanti, bisogna voltare pagina. Ci hai confermato che non c'è nulla di vero col Siracusa, mentre invece le voci sono considerevoli. Quale sarà allora il tuo prossimo obiettivo? Daccelo, così siamo più sicuri noi. Io in questo momento vivo il calcio da spettatore e mi sto anche divertendo, devo dire, perché ho l'opportunità di conoscere tanti altri aspetti di questo mondo che non conoscevo. Poi quello che riserverà il futuro davvero non posso dirtelo, non posso dirlo neanche a me stesso, perché non lo so. Ma noi ci auguriamo che sia un futuro positivo, insomma il ritorno in campo di Marco Coppa è fondamentale per chi ha avuto modo di conoscerlo da allenatore. Abbiamo tutti visto come insomma giocano e giocavano le sue squadre. In bocca al lupo allora per la prossima anche stagione. A voi per la vostra trasmissione. Grazie. Saluto anche a questo punto anche il presidente Giannetto, dicendogli che cosa? Calma e sangue freddo. Quella è alla base di tutto. Io ti rubo un secondo, solo volevo ringraziare una persona indispensabile nella mia società, è Mister Giuffrida, che è tutto fare praticamente della società, è l'anima pulsante veramente della società. E quando ci sono questi elementi lo voglio ringraziare pubblicamente. Bravo, Grazie. fai bene Presidente. Allora in bocca al lupo per il proseguo di queste ultime 2 decisive settimane. Noi ci congediamo da voi, come al solito vi ringraziamo per averci seguito. Vi ricordo che subito dopo andrà in onda chiaramente la storia della Champions League. Oggi vivrete con noi di Gold 78 l'8ª puntata. Ringrazio come al solito in regia Andrea Salerno, mixer audio Roberto Di Marco, e ringrazio anche per la parte tecnica Mirko Leonardi di Prima TV. Vi ricordo che siamo in onda ogni domenica a partire dalle 18:30, vi ricordo anche che siamo in replica il lunedì sera a partire dalle 23:30, in replica anche sul canale 114 di Persona TV il martedì, e poi anche, se volete rivedere questa puntata, on demand sulla pagina naturalmente Facebook di Penalty. Grazie a tutti e buon proseguo.